Stagione finita anzitempo per il campionato d'eccellenza, che cristallizzando la classifica ha decretato la promozione d'ufficio per il capolista Dattilo in T e con buone possibilità di ripescaggio per il Canicattì, migliore seconda, davanti all'Acregas. Una decisione scontata che però non trova d'accordo il presidente biancazzurro Giovanni Castronovo, che la scorsa settimana ha avuto annullato una lunga squalifica che l'avrebbe dovuto vedere fuori sino alla fine di maggio del 2021. La decisione del Consiglio federale rispetto, ma non condivido la decisione della Lega. L'Agregas viene penalizzata perché ipoteticamente con 6 partite alla fine del campionato e con la promozione matematica ancora da conquistare sarebbe potuto accadere di tutto. Con il vicepresidente e avvocato Giancarlo Rosato stiamo valutando l'opportunità di andare al TAR per ottenere la Serie D. Un messaggio forte quello del patrono biancazzurro che in questi mesi di inattività ha continuato invece a lavorare per rafforzare la base societaria per un nuovo ed ambizioso progetto futuro. Lunedì prossimo 22 giugno arriverà in città l'imprenditrice Sonia Giordano che si è avvicinata con tanto interesse, passione e voglia di fare. Tra l'altro è una grande appassionata di calcio e le piace parecchio la Sicilia che ritiene un luogo privilegiato perché unisce passionalità, bellezza ed operosità. E quando si dice la Giordano sembra intenzionata a rimanere ad Agrigento per un bel po' e ciò le consentirà di vedere toccare con mano la realtà locale. Tra l'altro sembra che sia intenzionata, insieme a un gruppo di imprenditori a lei vicini, di intraprendere un progetto di rilancio della squadra di calcio dell'Acregas ed inviterà le forze produttive locali e ai quanti vorranno condividere l'esperienza sportiva di costruire un'azienda che nel tempo possa fare belle cose in favore dello sport agrigentino. Dietro l'angolo sembra esserci anche un altro imprenditore, il palermitano Giuseppe Barraco, che nelle scorse settimane aveva risposto positivamente al forte richiamo della dirigenza biancazzurra. Ci sarà anche lui in città la prossima settimana? Vedremo come si evolverà la situazione, ma la sensazione sembra essere delle migliori.